La domanda molto semplice è questa: ma se il Parlamento ha perso le sue funzioni, perché lo dobbiamo mantenere in vita? Lei ha detto un'agonia? il Parlamento finisce in sedia a rotelle. È una frase che ha detto lei? Sì, ho detto più che ingessato ci sembra di stare in una sedia a rotelle in cui abbiamo perso assolutamente autonomia e movimento. Sono gli altri che decidono dove portarci. Francamente, come lei capirà, è una bruttissima sensazione. Il Parlamento deve riacquistare centralità, perché viva Dio, questa è una repubblica parlamentare. F35, lei domani avrà il coraggio di guardare, mercoledì, Napolitano negli occhi e dirgli hai fatto una follia, come avete detto in queste ore? Perché non lo dovrei guardare? Anzi, io a maggior ragione Gli dirà hai fatto una follia? Domanderò al Presidente della Repubblica che senso abbia quell'affermazione susseguente alla riunione del Consiglio Supremo della Difesa, in funzione del quale si è ricordato che comunque il Parlamento, anche con la mozione promossa dalla maggioranza, ha ben poco da dire. E quindi allora, come giudica questo gesto? Beh, ci dicessero se siamo già in una repubblica presidenziale, visto che vogliono con le riforme costituzionali trasformare la nostra repubblica in repubblica semipresidenziale, di modo che ci potremmo orientare. Perché Grillo io ha ricordavo... scritto nel suo blog che c'è stato un golpe. Lei considera questa affermazione pertinente, appropriata? Lei studia con le parole, lavora con le parole e insegna ai ragazzi l'uso delle parole. Io mi domando, se i nostri costituenti hanno previsto 7 anni per il mandato presidenziale, a differenza degli altri paesi con cui noi ci confrontiamo, dove il mandato è di 4 o 5 anni, è perché si voleva che fosse unico e irripetibile. Non c'è un vincolo che impedisce non era un stato secondo. scritto perché era implicito. Perché altrimenti... E quindi lei considera un golpe? Di fatto è un qualcosa che ha forzato la nostra Costituzione, ma anche Grillo ha detto che è un golpe, sì. È stata una violazione del nostro dettato costituzionale. E francamente lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano... È l'Egitto, golpe i militari che arrivano e depongono un presidente eletto. Il golpe lo si può fare anche in tanti altri modi, anche per esempio manovrando le intelligenze e le coscienze degli italiani, facendo loro credere quello che non è e depotenziando le loro capacità critiche. Secondo me se Napolitano sta vedendo questa puntata finora ha detto ecco il senatore Morra è equilibrato. Golpe significa anche spendere sempre meno in istruzione pubblica, rendere sempre meno i nostri cittadini attenti e critici, di fatto in questo modo quello il magari potere... è un crimine, ma non è un golpe. No, è un golpe perché di fatto le libertà democratiche vengono negate in quanto si nega al cittadino la possibilità di comprendere. E giacché la nostra democrazia è fondata sul diritto alla conoscenza, sul diritto alla comprensione, rendere le persone acritiche, superficiali e distratte è gravissimo. Quante volte ripeterete questo gesto? Quanti di questi assegni vedremo fluttuare nello studio di Nonda? Noi rendiconteremo tutti i mesi e poi, non so se tutti i mesi oppure trimestralmente, noi organizzeremo sempre delle giornate in cui festeggeremo con i cittadini, perché me lo lasci dire, io oggi ho restituito, cioè nei giorni passati ho restituito 10.300 euro, io sono una persona normale con uno stipendio di 1.630 euro, francamente pensarci bene fa capire che è stato un gesto, non voglio dire eroico, però è un gesto importante. Se tanti cittadini come me hanno fatto qualcosa di analogo, significa che noi stiamo iniziando veramente una rivoluzione, e si badi, una rivoluzione pacifica, democratica, una rivoluzione desiderosa di restituire ai cittadini le istituzioni. Vediamo quel frammento dell'intervista con cui Adele Gambaro in questo studio ci raccontava come lei ha vissuto la vicenda della cosiddetta gogna pubblica ed espulsione via internet. Se ci fosse la possibilità che i vostri voti, quelli di un possibile, come lei ci ha detto, probabile gruppo parlamentare di dissidenti del Movimento 5 Stelle, potesse sostenere una maggioranza diversa da questa, magari con dei punti programmatici che sono quelli per cui voi siete stati eletti, lei si sentirebbe disposta a un voto di fiducia di una maggioranza che sottoscrivesse questi punti del vostro programma? Assolutamente sì, per il bene del Paese, senz'altro. Ecco. Lei è consapevole che questa è una bomba atomica, che Luca, nel web scoppierà una rivolta per questo? Lei ha toccato Ma uno noi dei siamo dogma. qui per quello, siamo stati votati per il cambiamento, per il bene del Paese e bisogna capire cos'è il bene del Paese. Allora dire sempre no, cosa si riesce a ottenere come risultati.
Io credo che è arrivato il momento, visto che il tempo è molto poco, la crisi è molto forte e sta peggiorando, io credo che sia il caso invece di collaborare. Non si può dire sempre no, ha detto in questo studio la Camera. Noi siamo stati mandati lì per fare delle cose, per dire dei sì e condizionare, come del resto, ora ovviamente era un frammento, il modello siciliano aveva dimostrato. Che cosa c'hai sbagliato in questo ragionamento? Lasciamo stare il modello siciliano, noi diciamo sì, tutte le lì volte... avete governato. No. Tutte le volte che c'è qualche iniziativa seria, concreta, reale, che va in direzione del bene pubblico, noi siamo a disposizione di qualunque forza politica voglia appoggiare la stessa iniziativa. Noi firmiamo molto spesso delle interpellanze, delle interrogazioni con altri parlamentari. Noi abbiamo avuto piacere di trovare... Però questo è ovvio, diciamo così, un governo di centrosinistra con il vostro vincolo condizionante non vi avrebbe permesso di portare a casa più cose di un governo di larga intesa fra Berlusconi e il PD? Dottor Terese, io le ripeto, noi abbiamo ribadito, noi non valutiamo centrosinistra o centrodestra, anche perché poi di fatto sono uguali e lo stanno dimostrando anche in questi mesi. Noi valutiamo la concretezza, l'efficacia delle misure che vanno ad essere prese, giacché nella loro sterilità stanno rivelando la loro pochezza. Noi siamo ancora più convinti della bontà delle scelte che abbiamo sostenuto. Noi vorremmo un sussulto nella coscienza di tanti affinché anche in altri parlamentari si potesse dar vita ad un'esplosione di quel desiderio che monta nel Paese affinché effettivamente si possa realizzare un governo del cambiamento. Noi l'abbiamo detto in più occasioni, votate Rodotà, Bersani firma però qui. poi avete detto anche che era una vecchia mummia sdoganata. No, allora l'ha detto Grillo. Cerchiamo di essere precisi. Rodotà, che era dal nostro punto di vista un apprezzabilissimo Presidente della Repubblica, sta lavorando al fine di costituire... Da parte mia lo è ancora, lo considero come una persona di Presidente grandissimo della Repubblica valore. è forse il miglior costituzionalista che noi oggi abbiamo, se non è il migliore, certamente uno fra i migliori. Però questo non significa che Rodotà non possa lavorare ad un progetto del tutto autonomo rispetto al nostro di costituzione di un nuovo soggetto della sinistra che ci vede diversamente orientati, perché noi siamo oltre, noi vorremmo che finalmente si superassero gli steccati ideologici, le barriere e si ragionasse per i cittadini. La Gabanelli ha fatto bene a fare una puntata di inchiesta sui proventi del blog di Grillo, proventi pubblicitari? Se avesse per esempio preso informazioni come tutti quanti noi possiamo fare, domandando alla Camera di Commercio di Milano... Casaleggio non gli ha risposto, ha intervistato lui, la giornalista Sabrina Giannini. Milano sono depositati i libri contabili della Casaleggio Communication e Associati, mi pare che si chiami. Però non c'è scritto nei bilanci c'è scritto ho pagato 3 persone, ho speso X, non c'è scritto dove vanno i soldi della pubblicità del blog. No, ma i soldi Lei lo sa? Ma i soldi della pubblicità del blog sono veramente poca cosa. Fra l'altro la pubblicità è stata introdotta di recente perché il blog altrimenti avrebbe avuto difficoltà. Se dice poca cosa, quanto pensa che possa essere? Guardi, io penso che siano decine di migliaia di euro e francamente non credo che siano cifre da spostare a differenza di altri. Il Sole 24 Ore ha scritto che potrebbe essere 1 milione e la Giannini stimava che fosse sul $500.000. C'è molta differenza fra queste 10.000. No, io ho detto qualche decina, cioè 50.000. Ma se noi pensiamo che per esempio c'è Mediaset che continua tranquillamente a godere di tutele, di privilegi che la stessa Europa non le concederebbe perché noi abbiamo sempre il problema di Rete 4, tutto questo è chiaro. Noi abbiamo una situazione... Però cosa c'entra questo con la vostra trasparenza? Voi siete trasparenti, questo le diamo atto che è un atto di trasparenza e facciamo un piccolo cedolino, se non un assegno da 6 metri per spiegare ai militanti. Allora, noi abbiamo dato l'assoluta trasparenza, quando si è voluto sapere abbiamo fatto sapere, noi stessi relativamente a questa esperienza rendiconteremo. Noi siamo convinti che ciò che è pubblico debba essere messo a conoscenza di tutti i cittadini e di tutti i contribuenti. Noi questo lo facciamo, molti altri no. Il secondo punto che volevo chiedere, e chiudiamo la vicenda Gambaro, è che lei ha detto che è stata molto umiliante, anche una prova per lei essere chiusa in quell'aula ed essere quasi processata, fra l'altro anche da colleghi della Camera che non avevano la stessa conoscenza delle cose del gruppo del Senato di cui lei fa parte.
È stato un gesto brutto? Lei si è sentito male per lei? No, io mi sono sentito male quando ho sentito le parole di Adele pronunciate una decina di minuti dopo un'esperienza che ci aveva visto tutti insieme nella stessa aula a festeggiare una nuova ripartenza, perché lei sa che abbiamo ogni 3 mesi deciso di cambiare appunto il capogruppo. Cioè appena arrivato lei se n'è andato, non è stato non è la persona più indicata per chiedere, ho capito. Quando usciamo dall'aula diamo alimento alle polemiche, diamo combustibile al fuoco che ci vuole divorare, perché noi siamo antisistema, benissimo. Questo francamente mi lascia molto... Nel Movimento 5 Stelle c'è spazio per qualcuno che non è d'accordo con Grillo? Ma certo che sì, perché all'interno del movimento e quello spezzone, chi non è d'accordo fuori dalle scatole? No, il punto è questo, io l'ho ripetuto anche negli ultimi giorni a più giornalisti, tutti quanti abbiamo autonomia di pensiero, solo che fra le persone, fra gli aderenti del movimento non soltanto ci deve essere rispetto, per cui anche io posso tranquillamente avanzare una critica a Beppe, a Gianroberto, ma una cosa è avanzarla in maniera propositiva, costruttiva, come lo stesso Grillo ha scritto in uno dei post che hanno seguito la vicenda Gambaro. Altra cosa invece è attaccare ad alzo zero senza alcuna motivazione. E glielo direbbe a Grillo in maniera costruttiva, come dice lei, che in fondo voi siete stati mesi in Parlamento, vi siete impadroniti anche di alcune nozioni, alcuni meccanismi, e lui invece è un po' distante al punto da essere altrove? No, perché io condivido l'analisi di Beppe sul fatto che il Parlamento, essendo stato svuotato della sua funzione, sia qualcosa di cadaverico, di maleodorante. Però qui c'è un punto di contraddizione. Non potete da un lato dire vogliamo difendere il Parlamento, io sono d'accordo con lei, sugli F-35 non deve essere espropriato di sovranità. Dottor Telese, no, però scusi, no, questo... E poi dite anche che è maleodorante ed è una tomba maleodorante, o l'uno o l'altra. Questo Parlamento è cadaverico o va difeso? Questo Parlamento è umiliante per chi ci sta e non lo dice soltanto Ma va difeso o è cadaverico? Allora va difeso nel suo ritorno a quelle funzioni che i costituenti avevano assegnato al Parlamento. Noi abbiamo grandissima ammirazione. Allora non è maleodorante, può funzionare. Sì, adesso può funzionare, ma dipende un pochino dalla volontà politica, e la volontà politica del movimento è chiara, degli altri soggetti no. E si pensi un pochino alle stesse parole che non il movimento. Quindi l'unica cosa buona del Parlamento è il movimento? Cooperlo. Sul momento io ieri ho sentito Civati e poi Cooperlo aver espressioni di meraviglia in funzione delle esternazioni del Consiglio Supremo di Difesa e anche dello stesso Napolitano sulla mozione relativa agli F-35. Allora delle due l'una. O anche Cooperlo e Civati, che sono esponenti del PD, sono stati infatuati dal virus grillino, oppure anche loro manifestano questo profondo disagio a vivere in un Parlamento che è costretto a soggiacere sempre alle istanze sugli F-35 sono d'accordo con lei, su ma questo finiamo la puntata, ci rivedremo presto, però senza assegnone, perché sennò rimaniamo schiacciati. Ma ecco, facciamo vedere che cosa il movimento faccia, sono facciamo forse così, piccole cose. Grazie mille, oggi in onda finisce qui con questo assegnone, eccolo qua. E vediamo un pochino che cosa sappiamo fare, perché se tutti quanti seguissero il nostro esempio... Adesso lo avvolgo, guardate che faccio, lo tratto male. Buonasera. Tanto non me li porto a casa.